dei giorni scorsi restano blindati aspettando il via libera. 85 migranti ospitati alla Croce Rossa di Jesolo attendono l'esito dei tamponi, si temono nuove proteste. Il Comitato No Grandi Navi annuncia un blocco navale alla bocca di Porto del Lido il 15 agosto per fermare fuori dalla laguna la prima nave da crociera post-Covid in arrivo a Venezia. A Mestre, presentazione ufficiale della candidatura di Pierpaolo Baretta, sindaco di Venezia, delle 5 liste che lo sostengono in rappresentanza di 12 tra partiti e movimenti. Il Movimento 5 Stelle scioglie le riserve sul candidato sindaco alle prossime comunali di Venezia, lancia la consigliera Sara Visman H. Farsetti. Il carcere femminile va spostato, lo dicono ai deputati veneziani della Lega che oggi hanno visitato la struttura. Il palazzo storico sarebbe desueto, non risponderebbe ai criteri di sicurezza. Denunciati i giovani della baby gang di Chioggia, autori delle violente aggressioni sui ragazzi padovani, terrorizzavano le loro vittime minacciandole con coltelli a serramanico e con ombrelloni. Dal 1 agosto il turismo balneare anche a Lido entra nel clou, 45 giorni fino a metà settembre in cui si spera di dare un senso alla stagione turistica 2020. Informazione che arriva dal veneziano, buonasera, ben ritrovati. Partiamo subito con Jesolo, con le immagini, le parole del sindaco Valerio Zoggia dopo la giornata di tensione e proteste dei migranti che di fatto sono ospitati nella struttura della Croce Rossa di Jesolo. Dopo essere stati convinti a fare l'ultimo tampone, quello della libertà, la preoccupazione del sindaco resta: se ci fossero nuovi positivi dovremo affrontare nuove tensioni. Blindati in attesa dell'esito dei tamponi, su di loro gli 85 migranti ospitati dalla Croce Rossa di Via Levantina a Jesolo, vigila una task force per impedire che escano violando la quarantena, specie dopo i 2 giorni di proteste e tensioni sedate dalle forze dell'ordine in presidio stabile ormai da settimane. Proteste che hanno messo in allarme anche i bagnanti quando hanno visto avanzare una ventina dei migranti ospitati in struttura verso la rete che li distanzia dalla spiaggia libera, impugnando striscioni di protesta. Fateci uscire, non abbiamo il Covid. Visto che al terzo tampone il risultato negativo, si sono visti negare dall'ULSI il permesso di lasciare il centro e la necessità sanitaria di doversi sottoporre al 4º tampone. E allora il copione si è ripetuto perché il gruppo si è opposto ad eseguirlo. Dopo ore di tira e molla, forze dell'ordine, operatori dell'ULS, 4 con in testa il direttore Carlo Bramezza, sono riusciti a sedare la rivolta e a convincerli a sottoporsi al test decisivo che per loro rappresenta l'esito verso la libertà. Purtroppo alcuni degli immigrati della Croce Rossa non volevano fare il tampone, poi è stato raggiunto un accordo con l'aiuto anche della Prefettura di Venezia, col quale è stato firmato appunto questo accordo, in cui è previsto che se tutti i tamponi fatti ieri risultano negativi, da appena arriva l'esito, che arriverà questa notte e domani mattina, potranno circolare liberamente in città. E se dovessero esserci nuovi positivi sul centinaio di tamponi effettuati ieri, sia sui migranti sia sugli operatori della Croce Rossa che li seguono, la quarantena verrebbe necessariamente protratta e quel che preoccupa sono proprio le eventuali nuove reazioni. La paura è proprio questa, che qualora ci siano dei positivi e che secondo i protocolli sanitari dovrebbero stare ancora in quarantena, che queste persone si rifiutino, ma io spero che riusciamo in tutti assieme a farli ragionare e che non solo per il loro bene è prudente che stiano in quarantena, ovviamente se ci sono positivi, ma anche per il nostro turismo, le nostre persone, il nostro popolo. Un centro che da metà luglio è sotto l'occhio del ciclone. Erano stati trovati 42 migranti positivi, poi tutti trasferiti a Cavarzere, e un operatore della Croce Rossa, mentre gli altri 85 migranti negativi erano rimasti in strutture in isolamento fiduciario. Una situazione difficile, dice il sindaco, che vorrebbe una sede diversa per gestire l'emergenza, specie in piena stagione turistica. Restiamo a Jesolo, dove il sindaco ha ribadito la sua vicinanza al popolo della notte, di fatto scagionando la discoteca Muretto, che aveva ricevuto 400 euro di multa per non aver rispettato le norme anticontagio. Discoteca che ha fatto molto parlare di sé per un video
girato sui social che ritraeva migliaia di persone ammassate a ballare. Il sindaco ha preso posizione a favore dei gestori, un segnale riferendosi alla multa che io non condivido, ha detto. O il governo nazionale ha il coraggio di tenere chiusi i locali per l'intrattenimento con gli aiuti necessari o bisogna prevedere che queste cose accadano. Un blocco alla porta di Porto del Lido per tenere fuori dalla laguna la prima nave da crociera che il 15 agosto approderà a Venezia dopo lo stop per coronavirus. Ad annunciarlo il comitato No Grandi Navi che ha fissato per il 13 di settembre una nuova manifestazione di protesta. Noi, la nave La Costa Deliziosa, che dovrebbe entrare e partire da Venezia il 15 agosto, la fermeremo, la bloccheremo in mare e non permetteremo che entri nella nostra laguna. Definiscono il via libera alle crociere a partire dal 15 agosto una notizia peggiore dell'incidente che poco più di un anno fa si verificò a San Basilio. Il comitato No Grandi Navi è pronto a mobilitarsi e dare battaglia in occasione del ritorno della crocieristica a Venezia. Ci saranno 2 presidi di contestazione al passaggio della nave e un'iniziativa di blocco vera e propria all'arrivo della nave in bocca di porto al Lido. Questo sarà solo l'inizio di un'altra serie di mobilitazioni del comitato che avrà come culmine il 13 settembre, in cui chiamiamo tutti i cittadini di nuovo a raccolta sulla riva delle Zattere, nelle acque del canale della Giudecca, per dire nuovamente e definitivamente no alle grandi navi in laguna. La scelta di riaprire alle crociere appare al comitato No Grandi Navi inspiegabile e ingiustificabile. Alla luce di un'emergenza sanitaria che non si è ancora conclusa, lo sbarco in città degli oltre 4.000 passeggeri che possono viaggiare in queste navi non si concilia, dicono, con le politiche anticontagio che si raccomandano da mesi. In un momento in cui in tutta Europa i contagi risalgono, mentre l'Europa si sta preparando a un nuovo lockdown ancora prima dell'autunno, nel momento in cui salta il Redentore, il settore della cultura e dello spettacolo è in ginocchio, i teatri sono ancora chiusi, i festival, i concerti non si possono fare. Attualmente non sappiamo cosa succederà della scuola e dell'università. Non so se mio figlio potrà andare al nido a settembre. Questi vogliono far arrivare a Venezia 3, 4, 5, 6 navi contemporaneamente durante il periodo estivo. Quello non è un assembramento? Non lasceremo Venezia alla destra di Salvini, il centro-sinistra oggi è unito. Così Pierpaolo Baretta, la presentazione ufficiale della sua candidatura a sindaco, assieme a lui e a Mestre le 5 liste che lo sostengono alle elezioni comunali a settembre. È un chiostro dell'M9 di Mestre affollato nel pieno rispetto dei canoni anticontagio ad ospitare la presentazione ufficiale della candidatura di Pierpaolo Baretta a sindaco di Venezia e delle 5 liste che lo sostengono, in rappresentanza di 12 tra partiti e movimenti che mobilitano oltre 500 candidati tra consiglio comunale e municipalità. È un programma, quello esposto da Pierpaolo Baretta, che parte dai fondamentali, la casa. Il Comune possiede un sacco di case pubbliche abbandonate, chiuse in tutti i quartieri della città, alla Giudecca, al quartiere Piave, alla Gazzera, a Zelarino. Bene, io propongo un piano di rivitalizzazione. Assieme alla casa, il lavoro. La Quarta prima e il Covid poi hanno dimostrato l'estrema fragilità di un'economia cittadina basata unicamente sul turismo e la necessità di un rilancio che poggi su basi più solide. Marghera è stata il secondo polo industriale d'Europa dopo la Ruhr per decenni, quindi una forza che oggi è molto indebolita nel merito, ma che ha ancora questo, lo chiamerei blasone, di essere un territorio a forte vocazione industriale. Allora perché Marghera non può diventare il più grande incubatore di aziende green d'Europa? C'è poi la questione sicurezza, con situazioni di forte disagio in varie zone del comune. Da un lato bisogna rafforzare i controlli tecnologici e anche con le forze di polizia, ma questo senza un intervento con operatori di strada, senza finanziare forme di aiuto del disagio, non funziona. Ecco, negli ultimi anni si è fatto qualche blitz per dimostrare che si controllava, ma poi alla fine non c'è stato un piano di intervento. Cambiare si può, dice Baretta, le risorse economiche ci sono e ci saranno, ma bisogna saperle usare. In questi ultimi 4-5 anni, con Brugnaro sindaco e con governi di centrosinistra, a Venezia sono arrivati
più di 1.300 milioni. In questi giorni l'amministrazione sta distribuendo i fondi per l'acqua alta di novembre, sono soldi 106 milioni che lo Stato ha messo. Certo, se il sindaco ha altri interessi privati di altro tipo, io non ho aziende e non ho conflitti di interessi, quindi il mio focus è sugli interessi dei cittadini. E sarà la consigliera comunale Sara Wiesmann la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali di Venezia. Si è sciolta così la riserva interna al partito per la scelta del proprio candidato alle amministrative. La possibile candidatura oscillava tra il nome della Wiesmann e l'avvocato Andrea Grigoletto. La notizia è stata resa nota sui siti del Movimento, dove nell'elenco delle nuove liste certificate del Movimento 5 Stelle per le amministrative compare anche la lista per Venezia. Entra nel vivo la campagna elettorale della Civica Terra e Acqua, che apre 2 sedi a Mestre e a Marghera per confrontarsi direttamente con i cittadini tra problemi e suggerimenti. La lista civica Terra e Acqua apre 2 sedi elettorali in Corso del Popolo a Mestre e in via Rossarol, vicino a Piazza Mercato, a Marghera. 2 sedi per l'ascolto e il dialogo coi residenti, per raccogliere suggerimenti e spunti dei cittadini in vista della stesura del programma definitivo per le elezioni comunali di settembre a Venezia. Sarà veramente la casa dei cittadini e non quella di un partito, perché Terra e Acqua è e rimane la voce dei cittadini di Mestre, di Marghera e di Venezia. Nel Comune di Venezia non esistono periferie, dicono i militanti di Terra e Acqua, e ogni territorio del Comune deve essere rappresentato. Claudio Checchin è di Chirignago. Noi vorremmo che Chirignago, ma come le altre realtà che compongono questa municipalità, quindi Zelarino, Asseggiano, La Gazzera, ma come Marghera, Favaro, Campalto, Dese, sono tutte realtà che compongono il Comune di Venezia, ma che molto spesso vengono trascurate o che vengono considerate solamente prima delle elezioni. Pierpaolo Dozzi è un architetto di Mestre, esperto in ambiente, che intende portare la sua esperienza al servizio dei luoghi in cui vive. Dare tutta una serie di iniziative che sono cultura, che sono abitabilità, che sono sicurezza, che sono verde soprattutto, che sono tantissimi altri aspetti che in questi ultimi 5 anni e forse anche prima, perché non è solo colpa dell'attuale giunta, siano stati in qualche modo tralasciati. Intanto Terra e Acqua incassa il sostegno dell'EFA, l'Alleanza Libera Europea, che raggruppa dai fiamminghi ai catalani 46 movimenti a sostegno del federalismo e che conta 67 deputati al Parlamento europeo. A Strasburgo, a livello di Parlamento europeo, rappresenta la quinta forza politica a livello europeo e questo appoggio è una conferma della credibilità che abbiamo anche al di fuori dei confini locali. Se vogliamo lavorare per Venezia e per Mestre ci sono sicuramente finanziamenti europei, ci sono opportunità straordinarie che vanno colte. Per poterlo fare è importante anche avere contatti internazionali. Il carcere femminile di Venezia, la Giudecchia ha fatto il suo tempo, lo hanno detto i deputati veneziali della Lega Nord, Giorgia Andreuzza, Alex Bazzaro, Sergio Vallotto, a margine della visita istituzionale alla casa di reclusione donne di Venezia Giudecca, organizzata dalla segreteria regionale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria del Triveneto. Per i deputati la struttura storica, desueta e di difficile accesso, con difficoltà evidenziate anche dalla Qualta, andrebbe sostituita con una struttura idonea, funzionale e in terraferma. Andiamo a Chioggia adesso. Sono stati identificati e denunciati i giovanissimi della Baby Gang che, autori di violente aggressioni su ragazzi padovani, terrorizzavano le loro vittime minacciandole anche con degli ombrelloni. Sale la tensione a Chioggia per il fenomeno Baby Gang. 2 episodi di violenza solo nell'ultima settimana. A Sottomarina l'aggressione ad opera di un gruppo di ragazzi di Chioggia composto sia da maggiorenni che da minorenni che se la sono presa con dei coetanei padovani in vacanza nella località balneare. Il movente? L'intolleranza dovuta alla provenienza. Una reazione sfociata dapprima con la violenza verbale, poi degenerata a calci e pugni, botte che hanno fatto perdere i sensi ad uno dei ragazzi aggrediti. L'unica colpa quella di aver incrociato i giovani della gang, che avrebbero anche mostrato coltelli a serramanico per intimorire le loro vittime e usato ombrelloni come arma per minacciarli. Io ti ammazzo, avrebbe gridato uno di loro davanti agli occhi attoniti e spaventati di turisti e avventori dei bar. Tutto consumato nel lungomare affollato
affollato, provocando il caos tra tavolini sbattuti a terra e bicchieri rotti. Una violenza fuori misura rapportata a motivazioni inesistenti, cui hanno messo un punto gli uomini del commissariato di Chioggia e della squadra mobile di Venezia, individuando e denunciando i responsabili. La pubblica amministrazione è in difficoltà, in particolare il settore della scuola, ma anche il settore sociosanitario, che in questi mesi di pandemia è stato messo fortemente sotto pressione. Vediamo. Da una parte i pensionamenti anticipati, dall'altra una popolazione che invecchia e avrà sempre più bisogno di assistenza a medio e lungo termine. Il settore sociosanitario del Veneto ha retto il colpo del Covid, anche richiamando medici già pensionati o consentendo ai giovani specializzandi di entrare anticipatamente in servizio. Secondo i sindacati l'emergenza è stata affrontata con soluzioni tampone. Noi sostanzialmente abbiamo affrontato, non solo nel Veneto ma in tutto il Paese, la questione del personale in maniera emergenziale. Del tutto evidente che quando intervieni in emergenza ti trovi a tamponare e ti trovi a spostare una coperta corta da una parte e dall'altra. La questione è guardare i prossimi anni con una programmazione nazionale e regionale che tenga conto delle necessità e dei bisogni reali della popolazione. Noi riteniamo che serva da livello nazionale, livelli regionali, in sede di conferenza Stato-Regioni e con una collaborazione forte dell'università, riprogrammare non solo il bisogno formativo, aumentando i posti in formazione, ma rideterminare un fabbisogno con un investimento importante sul settore salute, con un programma straordinario di assunzione che guardi da qua ai prossimi 5 anni. Un esempio su cui molto si è discusso è l'attivazione di un corso di medicina anche a Treviso. Ma lì mi pare che a Treviso abbiano trovato la soluzione. Possono aiutare tutte le forme che in qualche maniera aiutino anche a fidelizzare le persone che studiano con il territorio. Quindi ogni forma che amplia l'offerta formativa e la avvicina al territorio è una forma positiva. 1° di agosto inizia il periodo clou per la stagione balneare, ci sono tante aspettative e tante le speranze, soprattutto per gli albergatori in difficoltà. Vediamo. Dal 1° agosto il turismo balneare anche al Lido entra nel clou, 45 giorni fino a metà settembre in cui si spera di dare un senso alla stagione turistica 2020. Alcune strutture richiamano in servizio anche qualche lavoratore stagionale. Nonostante la situazione di crisi permane, nel mese di agosto si vede qualche timido segnale di ripresa. È il mese delle vacanze degli italiani e anche il Lido sta avendo di questo beneficio in questo periodo. Poi successivamente ci sarà la mostra del cinema e poi dopo logicamente si apre l'incognita dei mesi successivi. Molti alberghi stanno richiamando qualche stagionale con assunzioni però a breve termine o con contratti atipici tipo quello a chiamata. Per il mese di agosto si potranno trovare camere negli hotel anche a prezzi molto convenienti. Ci sarà poi il pienone durante il Festival del Cinema. La preoccupazione però è per l'autunno. Qualche timido segnale c'è e chiaramente sarà comunque legato al mese di agosto e ai primi giorni di settembre. Per i mesi a venire invece la situazione resta bloccata. Andiamo adesso a Favaro Veneto, dove arriva il grido d'allarme per i lavoratori stagionali dell'aeroporto. Abbiamo sentito uno di loro. Non abbandonateci, a sintetizzarlo ai nostri microfoni Roberto Quintavalle, lavoratore stagionale aeroportuale, che vivendo la situazione in prima persona si fa portavoce di quelli che, come lui, si sentono derubati dal Covid e ad aeroporti svuotati sono in attesa di risposte. Prima della pandemia l'alternarsi dei mesi di stipendio con quelli di ammortizzatori sociali, una vita di sacrifici ricambiati, seppur legati ad un sistema di precarietà. Oggi che il comparto aeroportuale è stato messo in ginocchio dal virus, gli stagionali, addetti al check-in, carico-scarico bagagli, pulizie e accompagnamento passeggeri, chiedono che su di loro non si abbatta il blackout del sistema. L'AS Aeroporti ancora oggi non è unificata la filiera turistica. Questo ha creato una estromissione degli ammortizzatori da marzo a maggio. Con il decreto di maggio del governo del 29 maggio e circolare INPS annessa ci hanno rimessi nella possibilità di fare queste domande all'INPS e di chiedere anche gli arretrati. Abbiamo fatto tutto, ci sono 1200 domande in attesa d'esito.
i soldi non si vedono, ma non ci si deve dimenticare assolutamente che ci sono centinaia di famiglie in cassa integrazione, stagionali che sono a casa senza ammortizzatori sociali, perciò dell'aeroporto Marco Polo si deve continuare a parlare. 300 kg di tartufi neri privi di documentazione ed etichettatura di tracciabilità sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chioggia. Sulla Romea la merce sequestrata del valore commerciale di circa 30.000 euro è stata trovata all'interno di un furgone con targa bulgara, contenuta in 15 grossi sacchi destinati verosimilmente a ristoranti e negozi del centro Italia. Il trasportatore, sanzionato con una pena pecuniaria che può arrivare fino a 400.000 euro, non è stato in grado di dimostrare la data e il luogo della raccolta attraverso idonea documentazione. Questa per noi era l'ultima notizia, come sempre ci lasciamo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano al capolinea. Nella giornata di domenica 2 agosto cambia il tempo. Il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto l'alta pressione si indebolisce, al mattino sarà asciutto con tanto sole dappertutto. Con il passare delle ore e soprattutto in serata peggiorerà con l'arrivo di qualche rovescio temporale localmente anche forte e accompagnato da grandine. Vediamo anche le temperature che risulteranno essere in lieve calo, minime tra i 17 e i 23 gradi, valori massimi invece tra 27 e 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la situazione non cambia, inizialmente bel tempo con ampio soleggiamento, poi precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime fino a 23 gradi, massime sui 30-33 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, tempo in peggioramento anche qui con piogge piuttosto diffuse e localmente di moderata intensità, specie a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime sui 19 gradi, massime fino a 31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.